Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live, in questa nuova diretta di Reni Retro in questo caso. Sono le 21:33 minuti di questo mercoledì sera 13/4/2022, ok? Oggi dobbiamo fare un doppio unboosting. Allora do il benvenuto a tutti quanti, iscriviamolo anche nella chat. Allora, non posso tenere d'occhio, dato che sono in live sia su Twitch che su YouTube, utilizzo praticamente l'applicazione Restream Chat per tenere sotto controllo i messaggi che vengono digitati sia su Twitch che su Twitch e su YouTube. Allora, dopo aver salutato tutti quelli che si sono connessi, aspettiamo un attimino che si connettono anche altre persone. Siamo già parecchi per le mie chat, perché siamo già in 6. Niente, praticamente durante questa chat faremo un doppio e forse addirittura triplo, poi bisognerà vedere dove ci porterà questa live, perché poi sapete che le mie live iniziano in un modo, poi cominciamo a parlare di tutt'altro. A me fa molto piacere, certo, rimaniamo nei due un boosting, io li chiamo un boosting perché sono buste, diciamo, flessibili, che vado poi ad aprire insieme a voi. Allora, parliamo un po' di me mentre aspettiamo che si connette qualcun altro. Io sono Reni Retro, Renato De Vita. Ciao, benvenuto! Si è connesso e ci ha salutato da Twitch, dico il suo acronimo anche per la privacy, UserID60, ok, su Twitch. Allora, classe 74, ho passioni che si dividono in 3 grandi gruppi. Una è la musica in tutte le sue forme. Sono patito di musica, diciamo, da quando, tra un po' veramente, da quando si sentivano gli stereo 8 in macchina, poi le varie audiocassette, ho tantissimi vinili. E ho ascoltato musica anche in digitale DAT, ho ascoltato musica negli studi di registrazione direttamente dagli ADAT, ho ascoltato musica sui vinili, ho quasi 6.000 vinili, ero rimasto a 5.500, ma negli ultimi tempi ne sto acquistando parecchi, quindi sicuramente saremo a 6.000. Anzi, un'altra cosa che vorrò fare è vorrò archiviare in live con voi i restanti. Ho archiviati, ce ne ho soltanto 2000, vedremo di archiviare gli altri in diretta, così magari qualcuno ce lo sentiamo pure, ok? Detto questo, l'altra mia grande passione sono i fumetti, cartoni animati e tutto ciò che ha a che vedere con l'animazione sia americana che giapponese, ma diciamo l'animazione quasi a 360 gradi. Ok, quindi anche l'animazione, la musica, i manga. Salve Alberico Russo, si è connesso da YouTube, ok? Allora, stavamo dicendo la terza e ultima grande passione, ovviamente non poteva essere che l'elettronica retrocomputing, con particolare riguardo ai Commodore. Però io non ho solo Commodore, ho anche Atari, ho anche Sinclair, ho anche tutto quello che vi pare, Innoit, Reel, tutti i vari Pong, sono patito di Sega Master System, i Game & Watch della Nintendo, c'ho la Nintendo Wii e la Switch. La Wii la utilizziamo ancora quasi quotidianamente, mentre la Switch giace lì abbandonata, perché vorrei adesso, anzi con gli ultimi sviluppi dati da DA500 Mini,
vorrei metterci un bel emulatore Amiga nella Nintendo Switch che è anche portatile per poter poi giocare a tutti quei giochi che sono rimasti nel cuore di tutti quelli che hanno vissuto gli anni d'oro di Amiga e quindi tutti quelli che magari hanno avuto anche la fortuna di passare da Commodore 64 poi ad Amiga, ok? E come sapete Amiga ha migliaia di giochi, ma migliaia per davvero. Tra l'altro saluto tutti gli utenti del gruppo Telegram Amiga Ita. Amiga Ita, se non siete ancora iscritti ed usate Telegram, cercate su Telegram tramite la lente di ingrandimento Amiga Ita, iscrivetevi al gruppo, ci farà molto piacere se farete parte del nostro gruppo, ok? Allora, detto questo, io dovevo iniziare, oggi ho fatto una diretta come Reni Retro. Reni Retro, ciao Maurizio, Maurizio da YouTube, benvenuto Maurizio, grazie di essere qui con noi con questa chiacchierata con un boosting incorporato. Grazie, grazie veramente. Allora, andiamo avanti. Stavamo dicendo che ho iniziato la diretta come Reni Retro perché parleremo anche di retro computing, di retro elettronica, quello che volete, insomma. Ho preparato qui, come vedete, del materiale sul mio tavolo e parleremo un po' di queste cose. Però volevo iniziare con un boosting dedicato più a Reni Toon, cioè a quello che è il mondo dei manga, dell'animazione, dei cartoni animati, ok? Allora, prima di fare l'unboosting, come sempre, chi mi segue da tanto tempo lo sa, faccio una piccola introduzione facendo vedere delle altre cose che ho già fatto vedere oppure mi sono capitate sotto mano e quindi voglio, per introdurre proprio l'argomento, vi faccio vedere anche delle chicche. Guardate questo. Questo è Anime al cinema, storia del cinema di animazione giapponese, ovviamente dal 1917 al 1995. Questa è un'opera veramente spettacolare, come vedete ci sono immagini a colori, Selli la Maga, vedete Lupin terzo. Io adesso non li posso aprire meglio, questo è Getta Robot, Jet e Robot, vedete? Questo è Zazà, Ladri e Robot, questo capitolo si intitolava, vedete? Poi ci sono tutti i capitoli, vedete? Allora, questo è Mimì, l'inconfondibile Mimì. Ora vi faccio vedere questo, che è per esempio, ecco, la principessa Zaffiro. Comunque, questo è un bellissimo volumetto Francesco Pandoni, della Yamato Video, ovviamente, vedete? Yamato, purtroppo la mia telecamera non mette correttamente a fuoco, comunque Yamato Video, come vedete in trasparenza si vede anche qualche pezzo di Lamu, di Sailor Moon, Capitan Harlock, Goldrake. Come vedete io anche ho un minimo di conoscenza di anime in tv. Eccoci qua, quello era anime al cinema, questi sono quelli che sono andati in tv e qui vedete ovviamente Capitan Jet, Heidi, Lamu. Allora, questo ha la copertina rigida, mentre questo ha la copertina flessibile. Ok, questo ha la copertina flessibile, questo ha la copertina rigida. Ok, anche qui tratta la storia dei cartoni animati giapponesi prodotti per la televisione, cioè tutte quelle serie TV, a partire anche da quelle più vecchie, come vedete, ok, trattate in modo esemplare. L'ape Maga, ovviamente, questo anche fortemente consigliato, Occhi di gatto, vedete? Occhi di gatto, Kiss Milicia, cioè c'è un sacco di tutto. Vai amica Ita, poi vi dedico anche a voi, Cioè qui c'è proprio di tutto, come vedete. Ok?
Non vi so a dire tutti quelli che vi sto facendo vedere, ma giusto per chi li conosce, i cartoni animati, non c'è bisogno di farli vedere. Quindi fortemente consigliato, anime in TV. Andiamo avanti con quello che vi volevo far vedere. Mi sono capitati, vediamo un po' se per le mani, sempre riguardante gli anni d'oro. Guardate un po' chi di voi, vi faccio fare un salto nella vostra infanzia. Storia di Roma a fumetti, ragazzi. Io ho detto che oltre ai cartoni animati mi piacciono anche i fumetti. Buonasera Willy, benvenuto su YouTube, grazie di essere con noi. Questo è Enzo Biaggi, Storia di Roma a fumetti. Io voglio andare a vedere che anno è, perché ero proprio piccolo quando... Vedete, questa è la mia scrittura di quando ero piccolo. Quel numero di telefono ve lo posso far vedere perché non esiste più, cambiò dopo 2 anni che io avevo quel numero, poi cambiò la numerazione, la SIP, all'epoca era la SIP, quindi vedete pure 520 3105 era il numero di quando io abitavo a Spinaceto, quartiere Spinaceto. Quello sotto invece 799 7995, quello era quando abitavo a Statuario. Ok, tutte e due ovviamente sono cambiati. Quello a Spinaceto fu disdetto e quell'altro è proprio completamente cambiato. Non c'è più. Io poi ho gestito la BBS a Statuario, ho impicciato quei numeri. Mio padre infatti si è trovato in una situazione incasinatissima. Vabbè, però poi gliel'ho risolta, adesso sta tutto a posto. Guardate che bella che era la storia di Roma a fumetti. Guardate che spettacolo. Ciao Paolo! Benvenuto Paolo su YouTube. Guardate che disegni, come facevano le cose una volta. Guardate. Storia di Roma a fumetti. Guardate. Guardate. Cioè, questo è un tomo, un volume, cioè guardate che disegni, tutto a colori, bellissimo. Costava 15.000 lire o 5.000. 15.000 lire. 15.000 lire IVA compresa, trasporto incluso. Non abbiamo visto l'anno, scusate. L'anno, Arnoldo Mondadori editore, 1981 ragazzi, sta scritto qui, non è che me lo invento, 1981. Mo la telecamera non mette. Lo so, sono un'enciclopedia, sono soltanto uno che prova a farvi vedere tutto ciò che ho da parte. Guardate un po' qua. Atlas UFO Robot, Goldrake, Venusia in battaglia. Guardate che roba. Allora. Vega, verrà. Guardate. Cioè, questi volumi sono un must. Guardate che roba. Guardate che spettacolo. Io non lo so se vi annoio con queste dirette così, ma più che mettere qualche foto o qualche cosa, mi piace condividere con voi queste cose. Guardate. Venusia in battaglia. Andiamo avanti veloce, però poi si fa troppo veramente tardi. Capitan Harlock verso il pianeta segreto. Guardate che roba. Oh, scrivetemelo se vi annoio, se volete che accelero, se volete vedere un po' meglio le cose. La chat c'è apposta, Scrivetemi. Eccoci qua. Guardate. Cioè, veramente uno spettacolo. Poi io queste cose, come vedete, le tengo, stavano in vetrina, dentro una vetrina chiusa, le tengo come una reliquia. Adesso vediamo un po' se pure su sti volumetti così c'è un anno. Eri Junior è la casa editrice. Eri Junior. Questo è ancora prima di quell'altro, 1979, ma non so se lo metterà mai a fuoco. Vediamo un po' quest'altra. Quest'altra sì. 1979, Eri Edizioni.
Cioè, è una cosa incredibile che riesce a mettere a fuoco una Logitech dei primi 2000 e quella, la UK che ho comprato l'anno scorso, no. Capitan Harlock, la flotta spaziale della regina, sempre della stessa collana, tutto illustrato a colori. Vediamo un po', sempre sarà del 79, sì, sempre del 79. Ma guardate che illustrazioni! C'era pure la storia. Lo sai che non lo so dove ce l'ho perché mi sa che sta a casa dei miei ancora. Perché pure a me comprarono la storia d'Italia a fumetti. Che tra l'altro uscì un po' dopo la storia di Roma a fumetti. Se non erro, addirittura l'anno dopo uscì. Quindi se quella mia è dell'81, mi pare che la storia d'Italia era dell'82, una cosa del genere. Sicuramente. Guardate, guardate. Passiamo avanti, se no troppo tempo. Cioè, Goldrake al contrattacco. Ravero tanti. Alla barda spaziale. Di Star Blazers no. Star Blazers no. Goldrake al contrattacco. Sbarco sulla terra. Cioè, quello che non facevamo. Vediamo che anno. Vediamo, voglio vedere gli anni perché non mi ricordo. Giunti editore 78. 78, ve lo faccio vedere di qua. 1978, ovviamente Toei scritto dappertutto, ma 1978. Cioè gli Asterix sono belli. Io l'altra volta ho fatto vedere agli amici questi che ho qua. Nonna Belarda, Braccio di Ferro, ce ne ho diversi pure di questi. Braccio di Ferro, Nonna Belarda. Cioè, se cominciamo a vedere queste cose qui, cioè, Soldino, Soldino. Se cominciamo a vedere questi volumetti qui, ci facciamo notte. E siamo arrivati al mio preferito. Quanto l'ho letto e l'ho riletto questo. Quanti di voi secondo me ce l'hanno avuto? Arnoldo Mondadori editore. Vedete la A con la M. Super libro dei cartoni in TV. E qui c'era un po' tutto. Guardate un po' chi c'era prima della terza pagina di copertina, insomma, guardate copertina subito. Il Daidan 3. Cioè, qui mi ci soffermo. Temple e Tantam, l'Ave Maia, Kun Kum, Shirab, Charlotte, Ken Falco, Judo Boy, Ryu, Mazinga Z, Daidan 3, Guy King, Gig e Tekkaman. Cioè, io adesso ve li faccio vedere a campione. Questa è l'Ave Maia. Tiè. Questa è Charlotte. Charlotte. Cioè, guardate che roba. Soldino e tanta roba. Ken Falco. Ken Falco. Il suo nome è Ken. Ken Falco. Non lo batteranno. Ma Judo Boy, Judo. Vai con Judo Boy. Yeah. E poi c'era, però vedete come ero bravo, non li ho manco disegnati, scarabocchiati. Era Ryu, ragazzo che nel cuore aveva favole, favole. C'è Mazinger, veloce distruttore come un lampo, non dà scampo. Odia la paura, non conosce la pietà. Vabbè, questa è la sigla, la sappiamo tutti. Daitan, Daitan, Daitan. Andiamo avanti. Daitan 3. Guardate il Daitan 3. Daitan 3. Gaiking. Eccolo il Gaiking. G. Robot d'acciaio. Vabbè, basta, va. Pure questo ve l'ho fatto vedere.
cartoni in TV, cartoni in TV. Guardate un po', vediamo l'anno, l'anno. Arnoldo Mondadori editore, 1981 ragazzi, 1981. Grande. Poi vi volevo far vedere solo la copertina di questo, il libro Cuore, che mi sa che tutti quanti ci abbiamo dentro casa, della Eri Junior. Questo pure come prima stampa mi riporta 1982, questa è una prima stampa, quindi 1982, Edmondo De Amicis, Cuore. Ok? Questo è un bellissimo racconto che ovviamente lo conosciamo tutti, ma questa edizione in particolare è, diciamo, riporta i disegni, vedete, presi direttamente dal cartone animato, che mi pare pure che questo era Marco, dagli Appennini alle Ande. Ok? Cuore è riedizione. Allora, perché vi ho fatto vedere questo? Perché arriviamo a questo. Questo è un libro che io comprai ad Expo Cartoon, la fiera di Roma, che stava su via Cristoforo Colombo, la vecchia fiera di Roma. E lì Ciao Giusimu, benvenuto! Per adesso sto facendo un'introduzione per arrivare al primo unboosting e ci siamo quasi. Questo volume, 35.000 lire, lo faccio vedere di qua, 35.000 lire, andiamo a vedere l'anno, qui è 1993 perché sta scritto proprio qui dietro, come vedete, no da qua, vedete? 23 1993, si legge molto bene. Questo è stato scritto dai K Boys, quindi Andrea Baricordi, Massimiliano De Giovanni, Andrea Pietroni, Barbara Rossi e Sabrina Tunisi. Allora, io purtroppo ho memoria poi, questo era una storia del cinema d'animazione giapponese, Granata, come vedete edizione Granata, ecco il logo Granata, Granata poi non c'è più, e questo tratta tutti gli anime che erano usciti, trattati diciamo in un libro che questo sono 319 pagine compreso l'indice e i ringraziamenti, ok? Però qui c'erano le figure, questo azzarola mi si è scollata la copertina, vabbè, poi la rincollo, guardate la purtroppo questa è roba vecchia, questo vabbè, è più giovane di quelli che vi ho fatto vedere prima, che erano i primi anni 80, questo è 10-11 anni dopo di quelli là, è del 93. Vediamo un po' se pure l'edizione quando l'ho comprata. Ah no, però questa stampa è del 91, quindi io l'ho comprata nel 93, ma la stampa è del 91 ed è la prima edizione, settembre 91. Vedete, non ci stanno le altre edizioni. Quando un libro viene ristampato, riporta tutte le varie edizioni, compresa l'ultima che è quella che ci avete in mano. In questo caso è la prima edizione. E qui tratta tutti i cartoni animati che erano usciti fino a quel momento. Vedete, Flo la piccola Robinson. Chi è che non se lo ricorda? Flo la piccola Robinson. Con grande tempesta, tuoni e lampi la nostra avventura incominciò. Chi è? Lovely Sara. Ovviamente sono tutte in bianco e nero le foto, anche perché all'epoca fare un libro così già, chi è? Candy Candy. Insomma, vi ho fatto vedere parecchie cose e questo riguarda il libro anime. Sono i K Boys che hanno scritto Cartoonia, anime, guida al cinema d'animazione giapponese, Granata. Ok, la Granata non c'è più, ricordiamoci la Granata. Allora, andiamo qui e andiamo a vedere cosa contiene questo pacco. Primo un boosting della serata, primo un boosting. Come si un busta? C'è un busta da qua. Un bustiamo. Faccio con voi, sto un bustando insieme a voi. È bello. Guardate un po'. Anime,
Guida al cinema d'animazione giapponese dal 1958 al 1969. Oh, la copertina è molto simile, ma ovviamente non poteva essere uguale, ok? Guardiamoli. Vedete? Ovviamente anche il formato è leggermente più piccolo. Aspettate, ecco. Ecco, il formato è leggermente più piccolo, però, ecco, qui ancora lo vedete meglio. Eccolo, lo mettiamo preciso. Ecco, ok? Vedete? Comunque, andiamolo a sfogliare insieme, vediamo. Questo, ecco, il prezzo sta scritto qui. Ok? Allora, anime. Guida al cinema d'animazione giapponese dal 58 al 69. Andrea Baricordi, Massimiliano De Giovanni, Andrea Pietroni, Barbara Rossi, i K-Boys. Guardate, ma io sta cosa ve la devo far vedere. Troppo forte, bellissimo. Oh, guardate. Riprende la stessa identica impaginazione, solo che tratta molto più approfonditamente gli argomenti che già sono stati trattati in quell'altro libro. Questo, da quello che ho capito, saranno 3 volumi, o 3 o 5, ancora non si sa, e dovrebbe diventare quella che è l'enciclopedia della guida al cinema d'animazione giapponese. Quindi praticamente una vera e propria enciclopedia. Tra l'altro questi non sono numerati proprio perché loro ci scriveranno gli anni qui, e quindi uno basta che li mette sequenzialmente agli anni che trattano, e così nella libreria. Va bene Paolo, tanto noi siamo qui. Ciao Giuseppe, benvenuto a questa live dedicata un po' all'inizio qui all'animazione giapponese, cartoni animati, fumetti, eccetera, e poi ci dedicheremo un po' di più a Reni Retro, e quindi a retro computing, all'elettronica, eccetera. Allora, mamma mia, il profumo di carta appena stampata, nuova, è qualcosa di spettacolare. Allora, andiamo a fare un'analisi anche comparativa dei 2 volumi. Allora, numero di pagine, andiamo a vedere. Allora, questo qui, lasciando stare la pubblicità, 259 pagine compreso l'indice, e trattiamo appunto, come ho detto, gli anni dal 58 al 69. Quest'altro invece, trattando tutti gli altri, erano 311, 300 no, 300, aspettate, insieme a voi, 319 pagine. Quindi questa si presenta come un'opera, diciamo, quasi totalmente nuova, perché tratta molto più approfonditamente gli argomenti che trovavamo sul vecchio volume. Allora, a mio avviso, sentiamo un po' la carta. Carta molto molto buona per essere un libro di testo, diciamo, un libro, e non, io sono abituato alle riviste e alle fanzine, ultimamente sto acquistando quello, quindi magari sono cose da meno pagine, possono mettere la carta un po' più di qualità, e fare magari una cosa anche a colori, ma quando si tratta di tutte queste pagine, tra l'altro solo andare a trovare tutte queste immagini, tutte queste informazioni, immagino l'enorme lavoro che c'è dietro un semplice libretto come questo, ok? Che bello, veramente sono soddisfatto dell'acquisto. Ovviamente, appena usciranno, acquisterò anche i volumi successivi. Ok, allora, Dodoro, stavo vedendo, ecco, per esempio,
Ninja Kamui, guardate. No, poi ovviamente uno deve cominciare pure a... cioè bisogna leggerlo, che è Judo Boy, ragazzi, Judo Boy. Comunque è veramente, veramente bello. Bam, il mostro umano ho visto. Ah, mo me lo so perso. Vediamo se lo riesco a riprendere. Bam, il mostro umano. Notte bianca di spavento, notte nera. Vabbè, questo è Carletto, il principe dei mostri, pure. Vedete? Ok, la maga Ciappi. Tamagon. Oh, no, questo non era Tamagon. Oh sì, era Tamagon questo. Ora lo leggo perché non me lo ricordo. Ora edizioni è umorismo, Guzura, questo è Guzura, mi ricordava Tamagon, il mostro che si mangiava l'uovo. Comunque siamo là come epoca, ti è Topo Gigio, ti è Go 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 Mach 5, Go 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 Mach 5, la più veloce vince la corsa. Ragazzi, ragazzi, che tuffo nel passato anche con questi libri. Bellissimo. Selli. Selli sì, Selli, ma Selli resta qua. La principessa Zaffi nel regno di Silverland. E ferri corti. Kimba, il leone bianco. Ragazzi, molto molto bello, ve lo consiglio vivamente, perché è un volume, sto vedendo, sono tutte in bianco e nero, ma è pieno zeppo di immagini, come del resto il suo predecessore, e ovviamente le informazioni vedo che sono molte, molte, cioè dedicano molto, molto più spazio alle informazioni, come vedete è scritto proprio fitto fitto, non è scritto grande per farci entrare meno roba. Eh, sto sfogliando un po' insieme a voi, così le cose principali. Uomo di ferro 28, super robot 28. Va bene, va. Allora, riassumendo tutto quanto, vi consiglio vivamente l'acquisto, metterò anche i link nella descrizione di questo video ai due unboosting che farò. Uno era questo, Anime, dei K-Boys, vediamo un po', a cura di Andrea Baricordi. Collana Lab, prima edizione, settembre 2021, quindi è uscito da poco. klab.it, cioè, ovviamente c'è anche il sito, visto che adesso ce lo possiamo permettere. Quindi KLab Anime, guida al cinema d'animazione giapponese dal 1958 al 1969. E qui vi faccio vedere dal 58 al 69. Ok? Detto questo, penso che possiamo lasciarci alle spalle, diciamo, tutta l'animazione. Mettiamo via Soldino, mettiamo via Nonna Belarda, mettiamo via tutto ciò che c'ha a che vedere con l'animazione per dedicarci ad altro. Ok? Allora, questo lo feci già vedere, ma ne vado molto fiero. Non so quanti ce ne sono in giro, eh. Date com'è piccolo. Io lo chiamo il Bignami dei videogame. Quelli che hanno fatto la maturità più o meno negli anni in cui l'ho fatta io si ricorderanno che cos'è il Bignami. Il Bignami era
un libricino piccolo che trattava in poche pagine un argomento che necessitava poi un approfondimento enorme per essere trattato in modo soddisfacente, ma diciamo per chi voleva dare una ripassata veloce, il Bignami era l'ideale su un argomento, e c'erano bignami di tutti i tipi. C'era il Bignami della Divina Commedia, c'era il Bignami di matematica, c'era il Bignami di fisica, e il Bignami di tutto quanto. E questo si chiama Dizionario del Videogame, visto come piccolo, a cura di Fabio Rossi. Questo allora, vediamo di che anno è. Questo me lo portavo a scuola, quindi deve essere 1993. Garzanti Editore, 1993. Guardate che bello che è. Allora, ho aperto a caso, ho aperto su un'immagine che non ha bisogno di presentazione e ho aperto su Dragon Slayer. Dragon Slayer che è stato anche trattato dal grande Marco Valleggi MVV Blog su un video in cui è riuscito a far ripartire Dragon Slayer versione Laserdisc controllato da un Amiga 2000. Ok, quindi sempre in tema di Amiga, quindi A500 Mini, il gruppo Telegram Amiga Ita, t.me/Amiga Ita, è scritto di qua, eccolo, io con queste telecamere non ci farò mai la pace. Comunque sta scritto lì sopra e niente, praticamente lui, cercate il suo video che è spettacolare di come è riuscito, nonostante le enormi difficoltà anche di compatibilità tra il lettore Laserdisc e l'Amiga, che ovviamente si dovevano scambiare dei segnali perché il Laserdisc doveva passare di traccia a seconda di quello che succedeva nel gioco. Attenzione, non era una cosa semplice. Comunque Marco è riuscito a far funzionare tutto quanto insieme con l'Amiga 2000, il lettore di Laserdisc e il Laserdisc originale di Dragon Slayer. Guardate qua che ci stanno pure delle cose scritte piccole. Ve l'ho detto che io quando andavo a scuola, che è un programma questo, do while last key num uguale space 6 nominativo get, sì, questo è set color, c set color, sarà Turbo Pascal, questo col Pascal addirittura normale. Guardate un po' che vi faccio vedere, stava dentro a sto libretto. Guardate, questa è la mia scrittura quando andavo a scuola. Vedete i programmi scritti così? Mamma mia che ricordi, ragazzi. Sto facendo un vero salto nel passato insieme a voi. Guardate, qui c'è spiegato pure che cos'è un disk drive. Domark. Cioè, quello che io non ho fatto largo uso. Che cos'è un copiatore? Che cos'è un copiatore? Che cos'è un computer? Computer space. Mamma mia. C'era già il termine console. Vedete qui, console. C'era già il termine console. Guardate qui cosa c'è. Mi piacerebbe che ci fosse il buon Luca Cusani, Luke74 Channel. Se non siete iscritti, andatevi a iscrivere anche al canale Luke74 Channel. Guardate qui il joystick. Uno dei joystick che ha fatto la storia insieme agli Albatros. Gli Albatros hanno fatto la storia. Fred Savage. Cioè, ma guardate sti libricini piccoli piccoli. Vabbè, chi è che non ha giocato a Qbert? Ma veramente, veramente un salto nel passato veramente unico con Reni Retro. Vedo che siamo rimasti in due, quindi magari in attesa che si collega anche qualcun altro. Che ore sono? Sono le 22:12. Andiamo avanti veloce. Questo non ve lo apro, ve lo faccio solo vedere. C'è un Commodore per me? Questo è un catalogo Commodore.
esigi sempre la garanzia della Commodore Italiana SPA. E qui c'erano tutti i centri di assistenza Commodore, i centri di rivendita. C64 C108 gli home computer più venduti al mondo. Amiga 500, l'home computer che anticipa il futuro, ed era vero. Amiga 2000, il massimo della compatibilità. Linea personal computer, i PC MS-DOS standard by Commodore. Questo ve lo fa vedere. Commodore faceva anche i PC MS-DOS. Ok? Andiamo avanti. Poi dopo vi faccio vedere pure questo. Ho fatto vedere troppo. Vediamo dopo quanti saremo, se varrà la pena. Allora, andiamo per ordine. Io già ho aperto, ho imbustato queste riviste. Queste sono le riviste nuove di Zap che stanno attualmente uscendo. C'è oboli.zap, il sito non me lo ricordo a memoria, vediamo un po' se lo trovo qui dentro. Zapmagazine.it, quindi oboli.zapmagazine.it, oppure andate direttamente su www.zapmagazine.it per ordinare quelle che sono rimaste di queste bellissime riviste che erano bruttini come PC, lo so. Infatti la Commodore non ebbe successo, ma poi la Commodore poteva fare i PC. Guardiamoci negli occhi, magari ecco c'è qualcuno più interessato al ramo Commodore, Amiga, PC Commodore, MS-DOS. Allora, guardiamo. Allora, siamo arrivati al numero, questo qui, il numero 1, numero 186 di Zap, l'abbiamo visto, lo poggio qua così dopo continuiamo. Parliamo un attimino di Commodore e dei PC Commodore. Allora, all'epoca, quando subito dopo che uscì il 128, cominciarono ad entrare nelle case i primi 8086, 8088, Olivetti, anche PC IBM PS2 che erano 286, 386, più o meno quando. Allora, quelli ancora, diciamo, i compatibili già era più complicato trovarli, però c'erano anche Radio Shack, c'erano gli HP, cominciavano a essere parecchi computer da casa, chiamiamoli così, MS-DOS, basati su MS-DOS. Però con questi io ce l'avevo anche a scuola. Io a scuola c'avevo i PS2, io c'avevo l'Olivetti M280, M240, qualcosa no, più vecchio ancora era, c'aveva i dischetti da 5 1/4 e non c'avevano l'hard disk, quindi stiamo parlando ancora di più vecchio, qualcosa di più vecchio, processori ancora più vecchi del 286, quindi forse l'8086, l'8088. Con quelle macchine tu mettevi il DOS in A, mettevi il dischetto col programma in B e dovevi lavorare con due floppy, perché tutti i comandi DOS venivano letti dal dischetto, non risiedevano in memoria nell'hard disk, che non esisteva, non c'era l'hard disk, quindi ogni volta che tu digitavi un comando lo andava a cercare prima nel floppy A, se non lo trovava, nel caso che ne so 1, 2, 3 serviva per caricare il Lotus 1, 2, 3, lo andava a cercare in B. Ok, già questa non era proprio una cosa facile, però ce l'aveva anche Amiga, ce l'avevano tutti i PC dell'epoca, perché gli hard disk costavano uno sproposito. La cosa particolare era che tu caricavi Lotus 1, 2, 3 e ti compariva sempre in una modalità quasi testuale, molte volte monocromatica, quando Amiga già aveva non solo i programmi a colori, il Workbench era a colori, era un sistema operativo a finestre, tutto comandato da un mouse, e il PC veniva dato senza mouse, tu avevi la tua bella tastiera e facevi tutto con la tastiera, non c'era il mouse nel PC, il mouse ce l'aveva l'Apple, ce l'aveva il Macintosh, quindi non parliamo di PC MS-DOS. MS-DOS poi, per far vedere il mouse dopo, quando uscì Windows 3.1, 3.11 eccetera, che non erano sistemi operativi ma erano programmi che si appoggiavano su MS-DOS, MS-DOS doveva caricare lui il driver del mouse per farglielo poi riconoscere a Windows, e quindi bisognava andare a mettere dentro device, mouse.sys,
mettere il modello, il driver giusto del mouse, quindi il filetto.sys doveva essere quello giusto, insomma era un po' complicato. Amiga nasceva nativo con il supporto per il mouse, nasceva nativo con un Workbench a colori, nasceva nativo con i software a colori. Io Lotus 1, 2, 3 me lo ricordo sui monitor a fosfori gialli e per me erano tutte righe, come Excel adesso, tutte righe orizzontali, verticali che formavano una griglia, però erano righe gialle su sfondo nero. I numeretti erano numeri gialli su sfondo nero. Cioè, era un qualcosa diciamo, si utilizzava, per carità, però Amiga in quegli anni gli era nettamente superiore ai PC. Poi cominciarono a uscire schede grafiche, EGA, CGA, VGA, quindi cominciavano a crescere il numero dei colori. Amiga aveva poi, non ci scordiamo mai, un sonoro spettacolare, un sonoro che dentro le demo veniva sfruttato al 200%, un sonoro che veniva usato per fare addirittura i moduli e per campionare pezzi di canzone. E non era da poco. I PC all'epoca avevano il beeper che era proprio un beeper, non lo chiamiamo altoparlantino perché emetteva solo frequenze alte, che serviva per fare i beep del BIOS e poi faceva tutti i suoni convertiti in beep, quindi sentivi tutto questo suono che era composto solo di alte tonalità, bruttissimo, ok? Poi però nacquero le prime schede Creative, la Sound Blaster, poi tutte quelle compatibili, quindi ne uscirono tantissime di schede audio, però per far diventare un PC almeno paragonabile ad Amiga dovevi metterci la scheda video, ce dovevi mettere la scheda audio. Amiga già c'aveva tutto, ragazzi. Poi cominciarono a uscire le schede audio col controller per metterci un piccolo hard disk, ok? L'Amiga 500 non aveva controller hard disk, l'Amiga 600 ce l'aveva, quindi già pochi anni dopo già misero un hard disk dentro l'Amiga 600. Cominciarono a produrre gli A590 che erano gli hard disk esterni per l'Amiga 500 e a quel punto Amiga stava tenendo il passo con i PC, perché man mano che loro facevano le schede video, Amiga, che aveva già quel tipo di schede video, doveva soltanto migliorare un po' la velocità del processore, quindi acceleratrici, cambio di processori, come per il resto pure sui PC, dai 286, 386, poi siamo passati ai 486, di X2, di X4, poi i primi Pentium, i Pentium 90, Pentium 100, 133, 166, 200, 200 MMX, con la nuova tecnologia MMX, cioè a quel punto è stato un evolversi velocissimo della tecnologia e quindi uno era quasi costretto a cambiarsi ogni anno. Ciao Robby Manu, stiamo parlando un po' di PC e del parallelo tra Commodore Amiga e PC. Amiga in quell'epoca però cercava, ciao Luke, sto raccontando un po' la storia, sto facendo un parallelo tra i PC 8086, 8088, 286, 386, 486, di X2, di X4, Pentium 90, 100, 133, 166. Vedete com'è piccolo il cambio pure di megahertz. Adesso si passava da 1 GHz e 2 GHz, 3 GHz, cioè è completamente diverso, un core, 2 core, 4 core, 5 core, un casino. Grazie di essere con noi, già ho fatto pubblicità prima al tuo canale, lo ripeto perché non è mai troppo, andate ad iscrivervi al canale Luke74 Channel perché ne vale la pena perché ha fatto dei video fantastici. A breve uscirà, lo stiamo tutti aspettando, anche nel gruppo Amiga Ita di Telegram, il video sull'Amiga Mini. Scrivi magari nella chat a che punto sei col video dell'A500 Mini. Scusate, Amiga non c'è scritto da nessuna parte sull'A500 Mini perché a quanto so io il logo Amiga non si poteva utilizzare, perciò è stato chiamato The A500 Mini. Così non c'è né la C di Commodore, né la scritta Commodore, né la scritta Amiga. Abbiamo levato tutti i copyright di mezzo, abbiamo levato tutto, abbiamo fatto The A500 Mini, si può utilizzare tranquillamente. Vedi, sta in fase di montaggio, quindi diciamo a breve lo vedremo sul canale Luke74 Channel
il suo bel video che tratterà del DA500 mini. Ok? Allora, eravamo arrivati, stavamo parlando che i PC, se tu ci aggiungevi la scheda grafica, la scheda audio, cominciavano a diventare simili ad Amiga. Allora Amiga, che cosa? La Commodore, più che altro la Commodore, diciamo, più il ramo Amiga di Commodore, che cosa fece per tenere testa? Si inventò quello che fu il sistema grafico AGA. AGA ce l'avevano il 1200 e il 4000. Il 1200 e il 4000, il 1200 era tutto inglobato nella tastiera, il 4000 era, quando uscì marcato Commodore, era solo un desktop, però con gli slot Zorro, ragazzi. Quegli slot Zorro poi verranno utilizzati proprio per mettere altre schede, proprio come in un PC. Ok? Quindi Amiga aveva incrementato i colori e la grafica con il nuovo chipset AGA, mentre i PC avevano le schede, che c'erano 2000 schede, l'S3 Virge, la S3 Trio 64V2, uscivano talmente tante le Matrox. Chi non si ricorda le Matrox G100, G200, G400, stavamo sempre a cambiare, poi ci dovevi mettere l'acceleratore, la 3D FX per giocare a Doom, vai, metti scheda video e acceleratrice 3D FX, vai a comprare, compra, oh, andiamo tutti insieme, cioè era un continuo aggiornare. Sì, ma la RAM non basta, quanta RAM c'hai? 2 mega, 4 mega, vai, andiamo a cambiare, due sim da 2 mega, famosene da 2 da 4, e andavi a cambiare. C'era un mercato all'epoca, ragazzi, io l'ho vissuto in pieno, forse più da acquirente che da venditore, perché io il negozio di computer lo aprì molti anni dopo. Quindi voglio dire, c'era una corsa a potenziare queste macchine, poi proprio perché cominciarono a uscire i primi giochi per PC. Il PC poi cominciò ad avere prima gli hard disk microchannel, poi ci cominciò ad avere gli hard disk SCSI, poi gli hard disk IDE. Piano piano il PC recuperò. Nel frattempo Commodore fallì. Tutti quelli che hanno preso in mano il marchio Amiga non sono riusciti attualmente oggi, a parte pochissime schede video, la Cybervision 3D, altre 2 o 3 schede video, non c'è niente. Ragazzi, se io prendo in mano un marchio che era oramai era a pari passo col PC, Monkey Island, tra un po' se lo giochi sul PC o su Amiga, più o meno siamo là. Se prendi la versione hard disk di Amiga, lo giochi su un Amiga 4000, voglio dire, è molto simile. Però tu hai preso in mano un marchio, un qualcosa che era anni avanti, dovevi soltanto migliorare, far uscire mantenendo la retrocompatibilità, perché che cos'è il bello? L'Amiga 4000, il 3000, il 2000 sono tutti compatibili tra loro con i vecchi giochi. Non è che se tu c'avevi un gioco, sono rari, ovviamente ci sono qualche piccola incompatibilità, qualche gioco sporadico che su Amiga 4000 non funzionava, allora tu andavi, disabilitavi le cache, con i 2 tasti del mouse premuti entravi nel menu del Kickstart, quello era il menu contenuto nel Kickstart, e potevi disabilitare le cache, disabilitare qualcosa per rendere più compatibile il tutto, rendere il 68030 dell'Amiga 4000 compatibile col 68000 dell'Amiga 600, no, sì, dell'Amiga 600, no, il 600 c'era il 68020 del 500, e quindi a rendere più compatibile, cercare di mantenere questa compatibilità. Quindi non era altro che da fare di far uscire dei nuovi Amiga, ma mantenendo pure il prezzo basso, perché ecco, come mi scrivono nella chat, aggiornare un PC costava molto poco, perché tu, tra l'altro, c'era il cambio all'epoca usato con nuovo, era un via vai incredibile. Gli portavi una scheda che avevi comprato 4 mesi prima perché era uscito 2 modelli superiore, e allora te la valutavano, ti scontavano quella nuova e tu gliela davi. Magari quella vecchia andava bene a chi magari non ci giocava col PC e ci usava magari solo Excel o Word, e allora quella scheda andava benissimo, e quindi il rivenditore se la poteva rivendere come usata a meno prezzo. Ed ecco lì che i prezzi per i PC scendevano tantissimo, proprio per questo motivo, perché c'era anche una compravendita dell'usato e del nuovo che andava e poi c'aveva una distribuzione enorme, perché proprio in quel periodo, da che uno a scuola si scambiava i dischetti del 64 e dell'Amiga, si cominciarono a scambiare i dischetti del PC, e allora a quel punto piano piano il PC salì,
l'Amiga rimase ferma, però ci fu una cosa, che i PC sono tutti diversi tra loro, diciamo a parte il PS2, l'Olivetti M240, M280, ce ne ricordiamo due o tre per la grande diffusione, però diciamo nel cuore ti rimane quello che viene prodotto in pochi esemplari. Quindi l'Amiga, noi conosciamo l'Amiga 1000, l'Amiga 2000, l'Amiga 3000, l'Amiga 4000, poi c'è il 500, 500 Plus, il 600, il 1200 e poco altro. Cioè, sono quasi collezionabili davvero, ma se uno volesse dire, io mi voglio collezionare, scusate, tutti i PC dell'HP, e l'HP se ne usciva ogni 2 mesi con un modello nuovo. Ma quando gliela facevi? HP Vectra, che erano i spettacolari, il Vectra VE, VI6, VI8, non gli potevi stare dietro all'HP o alla Compaq, pure all'epoca, i Compaq Desk Pro, chi non se li ricorda, all'epoca, e poi c'erano tutti i vari compatibili, costruiti con dei case che io ho fatto pure vedere a degli amici, mentre eravamo diciamo in chat, in video chat, in amicizia. C'ho qui 3 case, di cui uno è dei VC 200 MMX, quelli lì, che non erano neanche ATX, ma AT. AT significava che l'alimentatore aveva un interruttore dove tu davi corrente al PC, non era un pulsante, che il PC, come tutti i PC da adesso, stanno quasi tutti in stand by, tu premi un pulsante, chiudi un circuito e quello si accende la macchina, e quello è il sistema ATX che venne sviluppato dopo. I computer AT erano con un interruttore fisico, stunk stank, per accendere il PC. Ok, poi ve ne farò vedere, io ho gli alimentatori per Amiga, fatti con gli alimentatori AT degli 8086, 8088. Ovviamente il case intorno mi si è un po' arrugginito, ma solo il case intorno, perché dentro ho visto che stanno molto molto bene. Ecco i famosi assemblati, siamo arrivati agli assemblati, dove addirittura è il cliente che si poteva scegliere i pezzi, la capienza dell'hard disk, il tipo dell'hard disk, perché nel frattempo uscirono gli hard disk IDE, quindi quelli scasi costavano uno sproposito, anche perché erano molto più veloci e affidabili. Quelli IDE scendevano di prezzo, e quindi uno poteva scegliere un hard disk IDE piuttosto che uno SCSI. Poi quello SCSI il più delle volte richiedeva una scheda SCSI aggiuntiva, che essendo molto veloce, diciamo, si occupava del trasferimento dati tra l'hard disk e la motherboard. Poi uscirono, vabbè, le schede IDE aggiuntive, perché l'IDE stava su scheda madre, però se uno voleva mettere più roba, perché all'epoca poi c'era l'usanza di mettere lettore CD e masterizzatore, quindi già 2 porte IDE bruciate. Poi c'è stava l'hard disk, un'altra porta IDE bruciata. Quindi voglio dire, all'epoca si costruivano piano piano pure i PC nel tempo, poi si cambiava la scheda video e si è andati avanti pure le schede audio, anche se poi sono tutte quante creative compatibili. Comunque, questo per farvi capire come la Commodore, che era tanto più alta, piano piano è stata recuperata dal PC e poi il PC l'ha superata completamente. E chi si è comprato i marchi non è stato al passo con i PC, e adesso abbiamo tutti i PC dentro casa e gli Apple. Questo è il numero 2 di Zap, 287, già l'abbiamo visto in un altro unboosting. Le schede EIDE, quella E davanti significava Enanced IDE. Allora, Enanced IDE che significava? Allora, io su Amiga ne so qualcosa anche, gli hard disk Conner, chi non se li scorda. Come vedete, a me, come mi scrivete una cosa, io prendo spunto. Enanced IDE era perché il controller IDE, in teoria, in origine, supportava una sola periferica per ogni cavo, per ogni piattina IDE. Non ne potevi mettere due, non c'era master slave, c'era solo una periferica. Con l'EIDE, Enanced IDE, si riuscì a far riconoscere al processore 2 periferiche, una master e una slave, a patto che uno le configurava correttamente. Poi ci fu pure il cable select, perché praticamente bastava interrompere un pin sulla catena IDE, tra il primo e il secondo, bastava impostare tutte e due le periferiche in cable select, e quel pin interrotto nel cavo faceva capire al computer qual era la primaria e qual era la secondaria, così che il BIOS potesse riconoscere primary IDE, secondary IDE, e andare primary master,
primary slave, secondary master, secondary slave, e alla fine furono su un controller IDE a doppio controller praticamente, si potevano mettere 4 periferiche, quindi le IDE nacque proprio per questo, per poter mettere 4 periferiche. Andiamo avanti che se no la diretta dura un'eternità. Questo è il terzo numero di Zap, ok? Questo sta uscendo proprio in questo, allora questo terzo già è uscito da parecchio, insomma, e infatti già l'ho fatto vedere in un altro unboosting, e adesso dobbiamo fare l'unboosting, secondo unboosting della giornata. Cosa ci sarà qui dentro? Cosa ci sarà qui dentro? Sono uno degli ultimi ad aprire sto coso, mi è arrivato un sacco di tempo fa. Guardate un po', Zap con Sonic in copertina, questo è dietro, Zap con Sonic in copertina, numero 489, Sonic the Hedgehog per C64. Allora, io ho fatto vedere, chi mi segue lo sa, chi mi segue lo sa, no, di qua, chi mi segue lo sa, io ho un sacco di roba per Commodore 64, tra cui ho decine di quelle che al giorno d'oggi si chiamano REU, sono le espansioni di memoria RAM Expansion Unit, la REU significa questa, dai 1764, e io ce ne avevo tantissime perché tra l'altro io utilizzavo parecchio Geos, non è che ne potevi mettere 2 o 3, io le comprai, ma una la utilizzai, tra l'altro una la comprai, vi racconto un altro aneddoto, apro e chiudo parentesi, perché poi le altre ovviamente le comprai in stock da un'altra parte, però quella che io utilizzai con Geos, parliamo ancora degli anni 80, quando quasi appena quando uscì, la comprai dalla D-Mail, via Luca Landucci a Firenze, ok? La D-Mail, io ho dei cataloghi su in soffitta che prima o poi mi deciderò e ve li farò vedere, non so se li scansionerò perché magari mi si spacciano, ma c'avevo una marea di roba per Commodore 64, tra cui mi è rimasto qua che non mi sono mai potuto comprare il programmatore di EPROM chiamato Goliath, oppure il Robot Arm, il braccio comandato dal Commodore 64 che si attaccava nella porta joystick del Commodore 64 e tu potevi comandare il Robot Arm con il Commodore 64, incredibile, vero? Ok? Con il joystick oppure con la tastiera tranquillamente potevi andare a comandare questo Robot Arm, che era un braccio robotico con 2 snodi, e quindi lo potevi far muovere in tutte le direzioni, quello pure c'era proprio disegnato Robot Arm, e quello mi è rimasto nel cuore. Però io lì ci comprai pure il Prologic Revolution Dolphin DOS, che poi me lo montai da solo, era un macello quello, perché dovevi saperne di hardware, dovevi aver già conoscere l'hardware del Commodore 64 e del Drive 1541, perché andava montato, erano 2 chip che andavano montati all'interno sia dell'1541 che del Commodore 64. Vabbè, ma queste sono altre cose. Allora, andiamo a dare un'occhiata a questa rivista. Quindi le REU adesso si rivendono proprio grazie a questo gioco che è uscito e che richiede per forza, per funzionare, la REU. Allora, andiamo a vedere, ed ecco la recensione di Sonic su Zap. Ragazzi, quanto abbiamo aspettato la recensione. Allora, su Amiga fecero Zul 2, che erano molto molto belli come giochi, per carità, io quasi quasi li preferisco a Sonic, anche perché secondo me erano molto più colorati, Zul e Zul 2. Comunque hanno fatto anche Sonic, guardate, medaglia d'oro di Zap, medaglia d'oro per C64, ed ecco i voti di Zap, 99, 99, 99, tutto. Allora, globale 98, ha preso a longevità 98, ha preso a sonoro 96, 98 presentazione identica all'originale, dice qua. Allora, grafica, lo sprite principale è semplicemente fantastico e tutto il resto anche. Lo scrolling è strepitoso, 99% alla grafica.
sonoro 96%, sonoro 96%, non avevamo dubbi, il SID si mangia la colonna sonora originale a colazione. Ragazzi, quello che sentite in sottofondo sono musiche da SID, 11 ore, cercate questo video se vi piace la musica del SID, 11 ore di musica da SID. Io lì sulla televisione, non so se riesco a farvelo vedere senza fare danni, non so se si vede lì giù la televisione, e quello è il SID, sono tutti moduli SID, questo è del 1987 tra l'altro, The Last Starfighter, questa è la musica di The Last Starfighter 1987, ok? Appetibilità, un porting impossibile gratuitamente scaricabile, cioè tra l'altro è gratuito, hanno fatto un porting gratuito. Longevità, se vi piace Sonic non potete non giocare a questa conversione, ma anche se non vi piace. Globale 98%. Mario resterà nei nostri cuori come il platform. A Sonic va il merito va il meritato secondo posto anche sul biscottone. E andiamo avanti. Prima ve l'ho fatto vedere, questo è Qbert, prima ve l'ho fatto vedere su questo, non so se Luca c'è ancora connesso, guardate che c'ho io il dizionario dei videogame, vi ho fatto vedere che è grande come una mano, lo chiamo il Bignami dei videogame, non so se c'è ancora Luca, si sta vedendo questa live, sto facendo vedere delle cose veramente impossibili, poi magari continuiamo su, guardate. Scusate, bevo un altro sorso d'acqua perché parlo, mi si secca la gola. Gelatino 2. Puzzle Bubble che prende un'altra medaglia d'oro. Globale 96%. Presentazione, istruzioni con tanto di fumetto, ma nessuna possibilità di continuare delle partite. Grafica varia, colorata, ben definita 94%. Sonoro 97%, le musiche, gli effetti, il parlato, tutto perfetto. Appetibilità 98%. Puzzle Bubble sul C64, davvero? Longevità, c'è anche la modalità a 2 giocatori, non ve ne stancherete mai. Globale, veramente un bel lavoro, 96%, medaglia d'oro, Puzzle Bubble sul C64, sul Commodore, questo addirittura senza REU, euro 0, pure questo è gratuito. Nightmare, vedete queste riviste, pure all'epoca, a noi servivano pure per rimanere aggiornati sui giochi che uscivano, su che cosa andare a cercare, a comprare nei negozi di computer, nei negozi di videogiochi. Guardate, bellissimo questo numero di zappa, anche ve lo consiglio, come per il resto vi consiglio anche quelli precedenti, se li trovate, se vengono ristampati, anche perché se le richieste sono tante, loro li ristampano anche. Io uno di quelli è una ristampa, perché purtroppo non ce l'ho fatta a prenderla subito. E io non sto sempre dietro ai siti a vedere quando escono. Ora spero che col gruppo t.me/amicaida, cioè amicaida su Telegram, magari appena esce una rivista viene condivisa e uno se la può andare a comprare. Io tra l'altro a Passione Amica sono abbonato, a Zap no, troppi abbonamenti, poi quanto meno a costare, io non lavoro più, quindi devo stare pure attento alle finanze. Queste poi costano pure parecchio perché costa 9 euro una rivista di Zap più le spese di spedizione, però vedete è tutta a colori, la carta è buonissima, la carta molto molto buona, vi sto facendo vedere praticamente tutte le pagine di questo Zap, veramente veramente bello, una bellissima rivista. Salto qualche pagina, Tetris 2K21, vedete? Tetris 2021, andiamo,
Bello, a me sfogliare queste riviste, leggerle, è un tuffo nel passato per me, soprattutto adesso che comincio ad avere anche un po' di tempo e quindi me le posso andare a risfogliare, a rivedere. Questo è l'Evercade, R-Type Final 2. Che spettacolo, ragazzi. E poi c'è la posta. Chiunque può scrivere alla redazione di Zap. L'indirizzo è posta@zapmagazine.it. Scrivetegli. E questo era Zap. Allora, la diretta già è durata un'ora e un quarto, diciamo. Allora, se volete, vi faccio vedere qualche altra cosa che avevo preparato. Eh, perché no? Diciamo, ci abbiamo ancora un buon quarto d'ora. Poi, se volete, si va avanti. Guardate, all'epoca io feci questa enciclopedia. Per chi non crede alle cose quando uno racconta. Elettronica facile. Questo è ancora da rilegare e sta così dall'epoca, quindi questi un po' si sono un po' ammuffiti, rovinati, non lo so, però ci stanno ancora. Questo per tutti i volumi, però i volumi, guardate, elettronica facile. Questo ha chiuso. Elettronica committeri per leggere le resistenze. Faccio vedere di qua che questa mette più a fuoco. Per leggere al volo le resistenze, e qui c'è scritto EC, Elettronica Committeri. Committeri era un negozio di elettronica situato a largo dei Colli Albani, dove io ho comprato una marea di roba. Non ultimi anche i dischetti colorati, i floppy colorati che vi ho fatto vedere l'altra volta. Qui dietro di me ve ne faccio vedere qualcun altro. Questi sono blu, ce l'ho di tutti i colori, blu, gialli, rossi, arancioni, e questi li compravo da Elettronica Committeri. Elettrica Committeri, no? No, elettronica era, Elettronica Committeri. Largo dei Colli Albani, via Pio Nuovo 614, 00179 Roma. E lì ci sono stati altri 3-4 negozi. Adesso non mi ricordo se c'è una banca. Peccato. Guardate un po'. Costruiamo un multimetro digitale. Questo sai quanto gli piacerebbe a Marco Valleggi? Che lui tanto in tutte queste cose se metterebbe proprio a ricostruire un'altra volta. Guardate. Magari trova tutti i pezzi nella soffitta, dai dumpster diving, da quello che gli arriva dal canale a Marco, e magari se lo costruisce il multimetro digitale. Ecco, poi c'è il tester. Il tester è uno strumento di misura che viene utilizzato in generale per realizzare qualsiasi tipo di prova o di regolazione necessaria per mettere a punto le apparecchiature oppure per rivelare qualunque guasto durante la riparazione di circuiti o di apparecchi. Il tester. Sicuramente ci sarà il JCE qua. Ecco, no, non è JCE, ma poco ci manca. Io ho il 680G che è molto simile, erano adaghi, per quanto qui c'è sempre pure uno già digitale. E qui parliamo di, io sono fissato con le date, con le cose, 1993, Jackson Libri, elettronica facile, e questa era facile, figurate se era difficile. Guardate qua, la serie 7800 è formata da una famiglia di stabilizzatori a tensione fissa positiva con soli 3 piedini di collegamento, vedete? Quelli utilizzati nei trasformatori. Già, guardate un po' qua. Qua ci stanno poi gli argomenti, ma poi guardate le copertine che belle. Gli argomenti
Indicatore di tensione per auto, un semplice interfono. Guardate un po', indicatore di tensione per auto. Adesso è tutto controllato da processore. Questo praticamente che ti diceva quando la batteria era carica o scarica. Vedete tutto tramite 3 LED. Che all'epoca non c'era neanche il LED blu, in questo periodo ancora non era stato realizzato il LED blu. C'erano questi gialli, rossi e verdi che stavano pure negli sterei come V-meter. Classi di resistori, qua parlano resistori, resistenze, come vogliamo chiamare, ci sono quelli ceramici, vedete? Tutto, e qui parlava della classe di resistori, come si leggono, tra l'altro è circuiti integrati 4001 e 4011. Cioè, questo è una cosa spettacolare per i patiti di elettronica. Introduzione alla robotica, vedete il Robotarm, quello che vi dicevo io. Robotarm. E poi tutto nacque da qui, quello non è una stampante 3D, attenzione, questo serviva solamente per intagliare. Quindi poi ci siamo inventati, vedete qui per fare gli abbonamenti, tra l'altro. Ah, qui vinci circuiti, questo non l'avevo fatto neanche, mi interessava. Vedete? La cartolina per partecipare e vincere dei kit di elettronica facile. Ok? Classi di resistori. Questo è un semplice interfono. Ah, questo mi sa che era l'interfono ad onde convogliate. Mi pare che io uno lo realizzai pure, però non era da... Mi pare che era da... Non era da elettronica facile, ma era da fare elettronica, una cosa del genere. E c'era lo schema di un interfono, io comprai pure il kit, e queste onde convogliate, sicuramente... L'ufficio del direttore e la sua segretaria, a casa... Può anche servire come gioco per bambini, utilizza una linea di soli 2 fili ed un altoparlante che funziona anche da microfono. Quindi infatti è parla ascolta, quindi c'è solo l'altoparlante che funziona anche da microfono. E funziona ad onde convogliate. Che spettacolo, ragazzi. E vabbè, e questo è... Non è che ve li faccio vedere tutti, anche perché sono 6-7 volumi, e questi sono i fascicoli che poi vanno dentro un volume. Guardate, elettronica facile, termometro a LED, testere con altoparlante. Cioè, questi poi magari io sai che faccio, mi voglio scansionare le copertine e vi metto tutte le copertine. Guardate il saldatore di una volta a pistola, quelli dell'età mia e ci saldavano con sto coso. Adesso ci stanno i saldatori con la punta ultra sottile, quando a fare saldature SMD, cioè all'epoca qui cioè questo ci avevamo, la pompetta di saldante, e queste sono tutte le altre punte. Guardate, quella è la pompetta di saldante, chi non ce l'ha avuta? Io ce l'ho ancora, mi sa da qualche parte. Poi c'è il succhiastagno, quanti disastri faceva quel succhiastagno, perché ora che tu mettevi il saldatore, scioglievi lo stagno, levavi il saldatore, mettevi il succhiastagno, quello si era già solidificato, e quindi ci dovevi passare 2 o 3 volte rischiando di rompere le piste, le piazzole, tutto l'ambaradam. Insomma, chi ha fatto elettronica ai miei tempi, ripeto, sono classe 74 io, tutte queste cose se le ricorderà e mi confermerà tutto quello che io vi sto dicendo. Ok? Guardate, in chiusura vi faccio vedere 3 oggetti che io avevo comprato per la mia sala hobby, di cui ce n'ho molti più di 3, di questi ne comprai 5 o 6, perché avendo, come sapete voi, io ho un sacco di macchine, non solo Commodore, da attaccare poi ai vari monitor, e io ho giù tanti monitor LCD, però VGA, tutti VGA. Ok, allora io me lo compro. Allora, innanzitutto questo, per fare lo switch tra tutte quelle console che erano video composite, quindi con l'audio e il video composito, vedete? Io con questi comandavo fino a 4
4 computer con l'uscita video composita, ok? E con l'audio. Poi da questa uscivo e andavo dentro qua. Questo è il grande Video Console 2 Video to VGA Converter. Praticamente questo prende un segnale video composito SCART e lo converte in VGA, aumentando ovviamente la frequenza fino ai 30 kHz del VGA, ok? E quindi questo era uno, e c'è anche il telecomando dentro. Io questo già lo feci vedere all'epoca, è nuovo, ce l'ho tutti nuovi perché poi il box nella sala hobby l'ho dedicata ai giradischi, ci stanno i giradischi adesso. Vedete, è nuovo, è questo aggegetto qua, che qui c'è la VGA e di qua c'ha tutti gli ingressi, eccoli qua. Accanto alla VGA non si vedono, ma ci stanno tutti gli ingressi. E sotto c'è sta il telecomando, ci stanno tutti i cavi e c'è pure un discreto manuale di istruzioni. Questo non mi ricordo se lo comprai su eBay o su Amazon, ma mi sa più su eBay perché quando l'ho comprato questo non compravo ancora su Amazon. Oltre a questo, che è il 2, grande Video Console 2, come vedete qua dice 2, c'era anche il grande Video Console. Eccolo qua. Questo è un po' più piccolino, fa sempre lo stesso lavoro di conversione del segnale analogico a VGA, quindi segnale video composito a VGA, perché anche il VGA analogico non è né HDMI né DVI. DVI esiste tra l'altro sia analogico che digitale, un macello hanno fatto con tutte queste prese. Finalmente pare che abbiamo trovato la pace con il DVI e così non se ne parla più oramai, cioè con l'HDMI è tutto HDMI al giorno d'oggi, pennette, cose, tutto HDMI. Lo sto sballando per la prima volta, cioè dopo che l'ho sballato quella volta in quella diretta, questa è la seconda volta diciamo. Tra l'altro ecco, vedete questo è molto più piccolo e compatto. Qui c'è l'in anche del VGA, perché volendo potete, questo è l'out, VGA out, qui sotto ci sarà scritto video out, sì, out, vedete, VGA out, e qui c'è scritto VGA in, c'è pure l'S video, questo in più c'ha l'S video in più di quell'altro, anche questa c'ha il telecomando, come vedete, per selezionare se vogliamo vedere l'S video, il video composito o il VGA, visto che ci si possono connettere tre cose. Mettiamolo via pure questo. Pure questo funzionava abbastanza bene perché all'epoca mi sono letto tutti i commenti, tutto quanto, e forse per connettere un Commodore 64 è sempre meglio avere un televisore CRT a tubo catodico, perché pure la Wii si vedeva in un altro modo sul tubo catodico, però purtroppo i tubi catodici, oltre a pesare una tonnellata, consumano molto di più, occupano un sacco di spazio. Quindi voglio dire, mettere all'SI un tavolino con un LCD è molto più pratico che metterci un tubo catodico sotto il 60. Cominciava a diventare problematico, con tutto che io ho ancora due 1084S, sono uno spettacolo quei monitor, però a questo punto preferisco davvero un leggerissimo LCD, quindi che bisogna fare? La tecnologia va avanti, ragazzi, e noi con essa dobbiamo muoverci di pari passo. Vi faccio vedere le ultime cose che riguardano un po' la mia storia. Questo non so se sapete cos'è, guardate un po'. Ho raccontato più volte che io sono riuscito a passare i dati soprattutto l'archivio dei giochi, l'archivio dei vinili, l'archivio delle videocassette e l'archivio delle cassette audio dal Commodore 64 all'Amiga. Come ho fatto? Commodore 64 e Amiga. Amiga aveva il drive da 3 pollici, io non ce l'avevo il drive da 1581 all'epoca, e allora questo permette di collegare alla presa parallela di Amiga l'1541. Ragazzi, l'1541 poi si comandava con un apposito programma e potevi andare a leggere i file che c'erano
sui dischetti del Commodore 64 e portarli sull'Amiga. Ragazzi, con questo cavo io attaccavo il 1541, ovviamente doveva essere un 1541 con il suo kernel originale, quindi anche un 1541-2, 1541 collegato all'Amiga e poi con il suo software, che non so dove sta, poi lo troverò, ti permetteva di leggere quel 1541 come un drive Amiga e andare a leggere il contenuto dei floppy del Commodore 64. Ok? Vi faccio vedere anche un'altra cosa, tanto qua non so neanche che ci sta registrato. Questo, io ho avuto tutte le periferiche della Iomega. La Iomega, vedete, un'altra grande ditta che poi è mezza fallita, non si sa, faceva periferiche di memorizzazione di massa. Tutti ci ricorderemo quello blu, il Zip, lo Iomega Zip 100, grande come un floppy da 3 pollici e mezzo, però dentro c'entravano 100 mega, lo Zip 100. Poi ci fu pure un'altra società che fece il Super Drive da 120 mega, ed era bianco. Comunque, la Iomega, io ho sia lo Zip SCSI e parallelo, poi ho lo Iomega Zip Plus, poi uscì una versione anche USB, Iomega Zip USB, poi ci fu lo Iomega Jazz da 1 giga, lo Iomega Jazz da 2 giga che leggeva queste cartucce qua, poi lo Iomega Ditto, era un'unità a nastro magnetico di backup, c'ho tutto io di sta roba con tutte le scatole. Allora vi faccio vedere com'era una cartuccia, guardate quante ce n'ho ancora imballate di queste sono ancora imballate, da sballare. 2 giga costavano uno sproposito. Comunque, questa è la cartuccia dello Iomega Jazz. Lo Iomega Jazz. Che cosa ha di diverso questa cartuccia da tutti gli altri floppy, da tutte le altre cose che si erano inventati all'epoca? Erano usciti anche i dischi magneto-ottici, alcuni scrivibili una volta sola, altri scancellabili. Prima ancora dei CDRV, ce n'avevo uno qua di CDRV. Questa è un'altra particolarità. Questo è un CD-ROM da 100 minuti. Da 100 minuti. I CD erano tutti da 74 all'inizio e da 80 dopo. Questo è un CD da 100 minuti. Starai, ci voleva il Plextor per poterlo scrivere all'epoca. Adesso lo scrivono tutti. Masterizzatore DVD lo scrive tranquillamente. Ma questo è ancora, tra l'altro, ancora non ci ho registrato niente perché me lo so tenuto di ricordo. Quello è uno dei pochissimi DVD CDR da 100 minuti invece che 80, che è lo standard. Comunque, all'epoca lo Iomega Jazz SCSI era fatto così, bastava tirare giù qua. Non so se ve lo faccio vedere con l'altro, guardate un po'. Qua dentro ci sono 2 piatti di un hard disk. Non te voglio per richiuderlo perché prima c'era la molla. Vabbè, l'ho richiuso. Chiuso è così. Dentro ci sono 2 piatti di un hard disk. Ovviamente questi, almeno tutti quelli che ho usato io, erano soggetti a un sacco di errori di lettura e scrittura, un sacco di blocchi danneggiati. Perché voi sapete che l'hard disk, qualsiasi esso sia, vediamo di non romperlo, prendiamone uno in esempio. L'hard disk, questo qua, sta sotto vuoto dentro, i dischi girano dentro sotto vuoto, ok? Non c'è assolutamente polvere e quindi i blocchi non si possono andare a danneggiare. Se voi mi mettete dei dischi molto simili a quelli, quasi uguali, identici, dentro una cartuccia che si apre pure quando entra dentro, quello lo Iomega Jazz non era sotto vuoto. Quello tu la mettevi dentro, si incastrava e partivano le testine. Dentro tu sentivi proprio come fa l'inizializzazione di un qualsiasi hard disk. Si inizializzavano e poi ci potevi andare a scrivere dentro quei 2 gigabyte. Però il problema è che si rovinavano con una facilità incredibile questi Iomega Jazz. E così non fu una scelta buona, almeno per quanto mi riguarda, per andare a memorizzare i dati. E così preferì usare ancora DVD, CD per fare il backup, anziché tutti questi Iomega Jazz che rimasero qui imballati, sigillati e inutilizzati. Ok? Sempre parlando degli Iomega Jazz, chiudiamo magari con questo.
Che cos'era questo? Allora, lo Omega Jazz col fatto che era da 2 giga non uscì parallelo, uscì solo Scasi, perché sennò ci voleva troppo tempo per andare a registrare qua sopra 2 giga di roba. Ok? Il transfer rate della parallela era troppo lento per andare a riempire in un'unità di tempo, cioè in un modo fattibile, diciamo un disco. Però siccome queste erano periferiche anche esterne, io ho anche quelle interne, ho dei PC con gli Omega Jazz 2 giga interno Scasi, 50 poli tra l'altro dietro, e poi ho anche quello esterno Scasi, che però era ultra wide dietro la porta, quindi ultra wide 50. Ecco qua l'adattatore da Scasi a parallelo. Questo serviva più che altro per andare in lettura. Vedete che la presa è l'ultra wide, è questa qui. La presa dello Omega Jazz che ti davano insieme è questa qui. Ed è una presa esterna ultra wide Scasi. Ultra wide significa ultra densa, quindi più piccolina dei 50 poli standard. Ok? E questo poi diventava una porta parallela normale e qui dentro c'è anche il software per poter utilizzarla. Ok? Altro non era Jazz Traveler. Tutta la scatolona poi per questo. E ovviamente c'è il manuale di istruzioni. E ci davano metà pure un cavo, laggiù c'è un cavo. Vediamo un po' che c'era, che io non la apro da una vita, perché io questa l'avrò utilizzata se no 5-6 volte. La usata l'ho usata. Perché all'epoca... Ah, no, ma... Allora, questo non lo so perché te lo davano. Questo qui era proprio quello qui. Di Omega Jazz. Allora, questo qua era quello là. Sì, sì, no, l'ho usato, vedi. L'ho usato. Jazz Traveler. Jazz Traveler. Vedete? Ma sono tutte cose che io faccio pure fatica a ricordarmi. Perché qui stiamo a parlare dei primi anni 2000, eh. Non è che stiamo a parlare di ieri, l'altro ieri, 2 giorni fa. Un po' faccio fatica pure io. Jazz Traveler. Cioè, si fa fatica a ricordarsi tutte queste cose, E via. Rimballiamo tutto. Che ve devo dire, ragazzi? Qui il tempo passa, tutta sta roba poi andrà tutta al macero. Poi mi dispiace, ma che ci devo fare? Ok. Non so se volete scrivere nella chat se vogliamo parlare di qualcosa, perché sennò l'ora e mezza l'abbiamo fatta, la diretta può anche volgere al termine, posso anche lasciarvi liberi. Ditemi voi se vogliamo parlare di qualcosa, io sono qui. Intanto, se qualcuno scrive, ne bevo un altro po' d'acqua. Sottofondo la musica del SID. Andate a cercare 11 ore di SID Music. Questa addirittura è del 1988. Emiloid Titletan. Quindi bellissima, bellissima. A me la musica del SID piace sempre tantissimo. Va bene, allora se non scrivete niente, allora io non mi resta che darvi la buonanotte. Mi ha fatto piacere passare questa oretta e mezza insieme a voi. Troverete la diretta sempre, sempre, sempre nel mio canale YouTube. Vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video e abilitare anche la campanella, perché come sapete io non so mai quando vado in diretta. Tra l'altro mi è rimasta ancora una cosa da sballare che sta lì dietro, non so se si riesce a vedere, no, se mi levo forse sì, no, c'è un'altra busta gialla da sballare e da vedere cosa contiene. Io non so mai quando vado in diretta, quando ho 5 minuti per organizzare una diretta come questa, vedete, ci vuole pure un po' di organizzazione di cose, e quindi appena ci avrò 5 minuti senz'altro
sarà mia cura fare un'altra diretta, fare un altro unboxing insieme a voi. Ok? Allora, da Reni Retro, Reni J e Reni Toon si può dire che è tutto. In chiusura vi invito a visitare i miei canali Telegram che sono, diciamo, anche su Facebook, quindi Classe 74, cercate offerte Amazon by Classe 74. Il mondo del vinile, c'è anche il sito internet. Tra l'altro i siti internet sono www.classe74.it, www.ilmondodelvinile.it, www.renijstore.it, sono tanti siti. Legolando.it, cercate Legolando anche su Facebook e Legolando su Telegram. Poi c'è starwarsstore.it, www.starwarsstore.it, fa riferimento ovviamente a Star Wars Store su Facebook e Star Wars Store su Telegram. Ok? Poi c'è Amazon Supermercato, cercate Amazon Supermercato sia su Facebook che su Telegram, mi raccomando. Che dirvi, vi aspetto sempre più numerosi sul gruppo dedicato all'Amiga, t.me/amigaita, o cercate direttamente Amiga Ita sulla app di Telegram. Iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita, istantanea, non dovete essere approvati, quindi diciamo lì associato a questo canale c'è anche il repository dove ci stiamo mettendo tanto materiale dedicato sia a Commodore 64 che ad Amiga. Ok? Detto questo, non mi resta che salutarvi, darvi buonanotte. Sono le 23:09 di questo 13 aprile 2022. Ok? Fatemi trovare la sigla finale. Eccola qua. Vi lascio con la sigla finale. Grazie di avermi seguito fino a qui. Ci vediamo alla prossima live. Grazie mille. Un saluto a tutti. Buonanotte da Reni Retro, Reni J, Reni Toon. Ciao.